Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questo nuovo format di ricette. Questa volta riproporremo alcune ricette delle nostre nonne. Le nostre nonne che riempivano le nostre giornate e riempivano le nostre tavole con ingredienti semplici e con ricette che ogni volta che abbiamo cercato di rifare non ci siamo mai riusciti. Con voi intanto mi prendo un caffè. Questa è la cucina della nonna, una nonna che non è presente ma che noi immaginiamo, la nostra nonna immaginaria, e così riproponiamo alcune ricette delle nostre nonne. Io ricordo che mia nonna, ad esempio, con 2 patate e un po' di pasta riempiva la tavola, riusciva a fare miracoli con un uovo. Vedremo se in qualche modo ci riusciremo anche noi. Oggi faremo una ricetta deliziosa. Per cominciare faremo una ricetta fritta, perché le nonne friggevano molto un tempo. Oggi vi ripropongo le nuvolette di zucchine, una ricetta che faceva proprio mia nonna, semplice, veloce e deliziosa. Ed eccoci con gli ingredienti principali: 3 zucchine belle grosse, un po' di farina, del formaggio grattugiato, 2 uova, sale, olio per friggere. Dovremo innanzitutto tritare alla julienne le 3 zucchine. Ecco, grattiamo le zucchine tenendole per il gambo, così, in modo che il gambo ci protegga le dita, altrimenti finiremmo col grattarci anche le dita. Aggiungiamo alle zucchine tritate del sale, poi mescoliamo bene e copriamo con un piatto in modo tale che le zucchine rilascino tutta l'acqua che c'è all'interno. Dopo un quarto d'ora strizzeremo con le mani le zucchine e butteremo tutta l'acqua. Abbiamo strizzato per bene le zucchine. A questo punto aggiungiamo 2 uova. Ricordate che il sale l'avete già messo prima. Aggiungiamo le 2 uova, mescoliamo energicamente, aggiungiamo la farina, basteranno un paio di cucchiai a zucchina, poi aggiungiamo il formaggio grana, un cucchiaio a zucchina. Nel frattempo avremo messo sul fuoco l'olio per friggere a riscaldare. Ed ecco le nuvole di zucchine che si stanno cuocendo in una vecchia pentola, come faceva la nonna, che poi quando avanzava l'olio lo metteva nel forno e lo usava la volta successiva, perché non si buttava via niente. Dovremmo imparare, dovremmo tornare a imparare. In questo periodo particolare, dove ci sembra che tutto si allontani da noi, in qualche modo dove soffriamo un po' tutti, io ho questo desiderio di ritornare a ricordare le ricette della mia nonna, e quindi per voi e con voi porterò avanti ogni settimana una ricetta, la farò per voi, per ricordare assieme a voi in questa cucina un po' d'altri tempi delle ricette semplici, dove l'impiattamento era meno importante, ma era più importante quello che c'era nel piatto. Io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona settimana. Noi, se avrete piacere, ci vediamo mercoledì prossimo. Qui sotto c'è il pulsante iscriviti e anche una campanella. Se vorrete seguirmi mi farà piacere. Io vi abbraccio, mi raccomando, state attenti e abbiate cura di voi.
Un bacione dal vostro amico Cesare.